quello che preoccupa più gli operatori del settore è il solito caro gasolio, caro autostrade e caro del settore che è aumentato a livelli che sono aumentati a livelli che non sono più sostenibili dalle aziende, perché purtroppo la committenza non può sostenere tutte queste spese e noi dobbiamo viaggiare a dei prezzi concorrenziali perché non si può aumentare a livelli stratosferici, perché sennò siamo fermi, insomma, ecco, che il governo deve venirci incontro un po' di più sia con delle agevolazioni e sia anche col caro gasolio, tutto l'insieme che c'è nell'indotto, insomma. Più o meno al pieno in più costa un 30, un 40% in più, calcola che una volta con 1.000 € il gasolio costava 1,60 € al litro, adesso costa 2,010 €, 0,9, ci vogliono per 1.000 litri, c'è la differenza di 300 più o meno sui 300 €, 350 €, 400 € in più al pieno, insomma sui 1.000 litri. Il trasporto nella provincia di Belluno e tutta la provincia d'Italia viaggia l'80%, 90% su gomma, quindi sulla provincia di Belluno diciamo si fermano i trasportatori, si fermano le occhialerie, si fermano tutto il settore che lo segue perché si ferma i supermercati. Purtroppo il trasporto è la linfa vitale anche per la provincia e per il paese Italia perché purtroppo viaggia l'80-90% su gomma. Purtroppo il trasporto è importante, però nessuno a questo punto non ci segue a regola.